Amiche e amici, buonasera, in diretta dal Pala Vaccari per raccontarvi la 18ª e ultima giornata del campionato di Serie 2. In campo scenderanno Montecchio Precalcino e Y-Sport Valdagno, subito con le formazioni. Hockey Valdagno che scende in campo col numero 25 Giovanni Cunegati, il numero 3 Alessio Busato, il numero 7 Mattia Cocco, il numero 9 Nicolò Vallortigara, il numero 10 Luca Di Qui Giovanni, il numero 24 Alessandro Refosco, 67 Marco Nizzaro, 68 Giacomo Baucrisciotti, 93 Pietro Crosara, numero 15 Giulio Checchetto, portiere capitano, allenatore il signor Dario Rigo. Montecchio Precalcino che scende in campo con Davide Zanini, capitano, il numero 10 Adria Català, il numero 6 Thomas Crovadore, il numero 7 Matteo Loguercio, il numero 12 Gianni Carraro, numero 22 Nahuel Calvo, numero 44 Enea Munaretto, riconfermato da coach Ginestar tra i convocati, il giovane classe 2010, numero 66 Matteo Dall'Osso, numero 73 Andrea Dalla Valle, 64 Riccardo Pozzato, allenatore sempre il signor Martin Ginestar. La partita sarà diretta dal signor Paolo Moresco. Partita che, seppur la classifica ha già dato i primi verdetti, con Montecchio matematicamente qualificato ai playoff, rimane una partita fondamentale nell'ottica delle griglie di classifica che poi daranno la sfidante a Montecchio nei playoff stessi. Appunto Valdagno invece alla caccia di qualche punto prezioso in ottica play-out. Vediamo Montecchio già schierato in campo con Català in porta, Dalla Valle, Loguercio, Nahuel e Zanini come quartetto di movimento. Loguercio che rientra dalla squalifica di 3 giornate, rimediata per il brutto episodio occorso qui al Pala Vaccari contro il Seregno. Valdagno invece in pista con Di Qui Giovanni, Cocco, Refosco e Busato in porta. Checchetto. Inizia la partita qui subito con Valdagno che muove la prima pallina con Busato, subito pressato da Nahuel, prova a impostare fin da subito la formazione ospite, parte esterno valdagnese, viene poi fermato, va dietro da compagno Cocco che tenta il tiro da fuori, palo sul tiro da fuori, può ripartire allora Montecchio con Dalla Valle, subito per Loguercio che gira per Zanini, Nahuel, Zanini, Nahuel determinante in queste ultime giornate in cui, complice anche l'assenza di alcuni elementi chiave della formazione di casa, si è caricato la squadra sulle spalle. Ricorderete la doppietta contro Montebello nell'ultimo turno che ha permesso a Montecchio in una partita difficile di portare a casa un punto che potrebbe essere appunto fondamentale. Attenzione, intanto Loguercio si libera e gol! Accompagnato Matteo Loguercio, rientra dalla squalifica e delizia subito il pubblico qui a Pala Vaccari, neanche un minuto e subito Loguercio si fa sentire. 1-0 Montecchio Precalcino col suo bomber sblocca la partita e si riparte allora con Cocco sul punto di battuta a metà campo, corre Fosco, Cocco, Di Qui Giovanni, prova a Tarzanini, non ce la fa, recupera la pallina, allora Loguercio e la dà subito a Nahuel che torna indietro dal suo capitano. Scambio in questa fase sulla linea di metà campo. Montecchio di nuovo Dalla Valle tenta la conclusione da fuori, attento Checchetto, riparte allora Di Qui Giovanni, tentava la piccadigna, non riuscita, recupera la pallina allora Nahuel che lotta con Di Qui Giovanni, si libera, la lascia Dalla Valle che poi la ridà indietro proprio a Nahuel che prova l'incursione, non riuscita.
con la pallina poi buttata fuori da Català, quindi si ripartirà con una rimessa in campo da parte del Valdagno con Busato, Cocco, Busato, intercetta Noel, ma la pallina rimane nelle stecche della formazione ospite. Refosco cerca lo spazio per la conclusione, finisce sull'esterno della rete, poi tende il suggerimento in mezzo, non ce la fa, può ripartire la Guercio, ma è solo. Provato in mezzo a due, poi arriva Zanini. Zanini osserva la Guercio! Doppietta del numero 7, servito magistralmente dal suo capitano. 2-0 Montecchio Precalcino. È scesa in campo con la giusta grinta, col giusto spirito la squadra di Martin Star, è sicuramente intenzionata a non lasciare nulla al caso per quel che riguarda quest'ultima giornata di campionato. Intanto time out richiesto subito dall'allenatore valdagnese per cercare di rimettere in pista una partita che in 2 minuti e mezzo sta già rischiando di sfuggire di mano alla squadra ospite. Punto di battuta di qui Giovanni. Dicevamo Montecchio con tante assenze, spicca su tutti quella di Dal Santo, infortunato anche Nicola Pozzo, quindi 2 elementi del quartetto titolare del Montecchio. Fuori per problemi fisici, l'auspicio è quello di recuperarli al 100% per i playoff. Da tempo di nuovo possesso di pallina nelle stecche montecchiesi con Zanini dalla valle, anche lui non al top della forma fisica, a essere sinceri anche Andrea Dalla Valle. Sicuramente i tanti impegni si stanno facendo sentire in questa fase finale della stagione. Intanto di nuovo Noel tenta la sua tipo di giocata, l'incursione da dietro, poi si ferma Zanini, serve Dalla Valle, conclusione larga del numero 3 di casa. Di nuovo la pallina sulla stecca di Loguercio, indiavolato in questi primi minuti il Logu. Zanini, Loguercio, ottimo suggerimento per Noel che non è riuscito a controllare, riparte allora il Valdagno con Cocco che ha lo spazio per la conclusione, larga, nessun pericolo per la difesa montechiese, riparte di nuovo Noel, fermato magistralmente da Refosco, lotta però Dalla Valle in mezzo per Noel, non riesce a dare il giusto giro alla pallina, riparte allora il Valdagno con Di Qui Giovanni, Refosco, di nuovo Di Qui Giovanni, accorcia il passivo la formazione ospite con Di Qui Giovanni al termine di una magistrale azione corale offensiva. Bello schema da parte della formazione ospite per appunto accorciare subito il passivo e tentare di recuperare subito la partita, non farsela sfuggire di mano. Già 3 gol in questi primi 4 minuti e poco più di gioco quel Palavaccari, partita che si preannuncia spumeggiante. Di nuovo Noel per Loguercio che poi litiga un po' con la pallina, torna indietro dall'ex Estudiantil. Di nuovo Noel, prova il suggerimento per Zanini al centro dell'area, un po' troppo lungo. Montecchio che insiste con Dalla Valle, tiro da fuori, si sacrifica Cocco e poi terminano i 45 secondi, pallina quindi che sarà del Valdagno che riparte con Cocco. Di Qui Giovanni lo ferma Dalla Valle in modo perfetto, allora può ripartire il Montecchio con Noel, deviazione da parte di Dalla Valle che nel tocco con il pattino
in Valdagno. L'arbitro però ha assegnato, c'è un possibile appunto tocco di pattino che stanno discutendo i due arbitri. E gol, confermato il gol, 3-1 quindi per Montecchio, gol di Dalla Valle su deviazione, supera la pallina e riparte il San Giovanino per Zanini. Dalla Valle anticipato da Busato. Busato allora sarà di nuovo sulla faccia destra di Qui Giovanni, fermato da Nauel e Zanini, allora riparte in 3 contro 2 il Montecchio. Poi perde la pallina Lo Guerzo, non si intende forse con Zanini, riparte di Qui Giovanni, fermato con un fallo. Primo fallo di squadra della partita dopo 7 minuti e mezzo di gioco. Refosco, Busato fa buona guardia sul suo palo Català, sulla conclusione un po' velleitaria forse di Busato, può insistere adesso Lo Guercio che però perde la pallina, Refosco la recupera, salta Dalla Valle, recupera poi Zanini, può ripartire Nauel. Zanini, Nauel, di nuovo Zanini, cercando lo spazio Montecchio per concludere l'azione. Valdagno ben impostato in fase difensiva, vedremo se ci proverà col tiro da fuori Nauel, no, preferisce continuare a fraseggiare quello Guercio, poi fermato Nauel da Busato, riparte Busato, 3 contro 2 di Valdagno, Busato prova il suggerimento per Di Qui Giovanni, non riesce a concludere il 10 valdagnese, insiste Busato, pallina che arriva Di Qui Giovanni, ci mette una pezza Zanini, ancora Cocco per Valdagno, Refosco, Cocco, Busato, il suggerimento in mezzo, non c'è nessun compagno che può accoglierlo. Attenzione, poi è libero Di Qui Giovanni in una fase un po' concitata, pallina che pressa Di Qui Giovanni che solo davanti a Català non concretizza, e allora si prova invece adesso Lo Guercio a concretizzare, calcio di tiro di rigore per il Montecchio, espulso Refosco per l'intervento ai danni di Lo Guercio. Altro momento quindi caratterizzante della partita, con Montecchio che avrà 2 minuti in superiorità numerica. Nel frattempo sono entrati Crovadore e Carraro per Montecchio al posto di Zanini e Dalla Valle. Andrà Nauel sul punto di battuta, tutto pronto, si attende solo il fischio dell'arbitro. Fischia l'arbitro, Nauel! Trasforma il tiro di rigore il San Giovanino e porta Montecchio sul punteggio di 4-1. Non sbaglia Nauel. Vallortigara, entrato anche lui insieme a Vallortigara di nuovo con la pallina, dicevo è entrato anche lui insieme a Crosara e poi Cocco. Questo è il trio, attenzione ancora Nauel e Crovadore, preferisce fermarsi San Giovanino e mettersi in schema per iniziare l'azione avvolgente.
Ora riparte Trovadore, Lo Guercio. Eccolo lì, Trovadore per Nahuel, per Carraro. Tiro di Carraro finisce sull'esterno della rete. Nahuel, pallina, punizione non sfruttata da parte del Valdagno. Carraro, Trovadore. Di nuovo Carraro. Carraro, Nahuel, allo spazio, Nahuel! Di nuovo Nahuel, fa buonissima guardia. Checchetto. Per gli ospiti può ripartire allora Cocco. Prova a involarsi da solo verso la porta, fermato da Carraro. Fallo poi ai danni di Crosara. Da parte sempre di Carraro. Valdagno che può usare secondi preziosi e far passare secondi preziosi. Poi adesso Cocco è costretto un po' a liberarsi della pallina. Riparte allora Montecchio in 3 contro 2, Trovadore, Lo Guercio accompagnato all'uscita, ma insiste Montecchio con Nahuel. Trovadore, Nahuel, Lo Guercio, ci prova lui, para di nuovo Checchetto. Riparte Cocco per Vallortigara, nulla di fatto. Di nuovo Nahuel per Carraro, Carraro per Trovadore che non riesce a controllare la sfera. Di nuovo Vallortigara nel frattempo ristabilito. Attenzione, la parità numerica con l'entrata in campo di Nissero, che si stava anche trovando solo davanti a Català. Insiste Crosara, tentava la picadiglia, non riuscita, recupera la pallina Montecchio con Trovadore. Nahuel. Trovadore prova a involarsi nella faccia, poi si accentra Trovadore. Checchetto, sembrava già dentro la pallina a me. Dalla mia postazione Checchetto salva nuovamente la difesa di Valdagno. E poi Lo Guercio la liscia Trovadore, non riesce a concludere. Può ripartire allora il Valdagno con Crosara. Nissero, Cocco, Crosara. Chiama gli schemi in campo il 93 valdagnese. Vedremo se avranno i suoi frutti, se Valdagno riuscirà a scardinare la difesa del Montecchio. Al momento no, stava ripartendo Carraro, poi viene buttato giù da Vallortigara, che poi dopo lancia anche della pallina, ma l'arbitro non dà il doppio fallo. Si ripartirà quindi con una punizione per Montecchio. Sul punto di battuta Nahuel per Trovadore. Lo Guercio, Trovadore. Carraro cerca di girarsi per sfidare via l'uomo, non riesce. Vai, torna indietro da Trovadore. Carraro si libera. Di nuovo Checchetto sul tiro di Carraro. Prova a ripartire intanto Vallortigara che salta Nahuel. Serve Cocco. Vallortigara. Conclusione alta e deviata. Nulla di fatto per Valdagno che insiste con Crosara, Vallortigara. Non si chiude il triangolo. Riparte allora Montecchio con Lo Guercio. C'è in mezzo Trovadore. Preferisce andare dietro da Carraro. Trovadore, deviata la conclusione. Ancora Montecchio con Nahuel. Lo Guercio. Carraro salta Nissero, poi serve Lo Guercio, ritorna indietro da Nahuel.
Trovadore, anche un po' di amministrazione in questa fase per Montecchio, che effettivamente visto il risultato non ha necessità di insistere in maniera forsennata. Qua intanto un fallo di squadra fischiato ai danni di Montecchio per un blocco irregolare. Può ripartire Valdagno con Crosara, dietro per Cocco. Cocco tira dentro la conclusione, alta, riparte, recupera pallina allora Trovadore, che poi serve lo Guercio, la ridà a Trovadore, si invola Trovadore, viene poi fermato da Nizzaro, che serve Crosara. Nizzaro, nel frattempo esce Cocco ed entra Refosco per Valdagno. Anticipa Nauel il 93 Crosara. Pallina però con le mani sulle streghe del Valdagno, con Nizzaro che tenta la conclusione, si immola Nauel che la recupera. Serve poi il Trovadore e provano a reimpostare l'azione offensiva dei padroni di casa. Nel frattempo rientra Zanini. Al posto di Trovadore. Zanini indietro per Carraro, nel frattempo l'intervento dubbio ai danni di Lo Guercio, non c'è niente per il signor Moresco, di nuovo Lo Guercio tenta la conclusione, fa buona guardia Cecchetto. Pallina dalle stecche di Valdagno con Refosco. No, la piccadigna tentata da Vallortigara, fermato poi Zanini da Nizzaro. Può ripartire allora Valdagno. Refosco, Nizzaro, Crosara. Vallortigara, Refosco, tenta il tiro rasoterra, fa buona guardia Català, poi il tiro da fuori di Vallortigara, murato anch'esso, e adesso c'è Nauel con la pallina, la perde, può ripartire Refosco, accompagnato da Nizzaro. Refosco va in solitaria, tenta il tiro, nulla di fatto, riparte sempre Montecchio con Nauel e Lo Guercio. Nauel che ragiona su cosa è meglio fare, poi preferisce tornare indietro da Zanini. Carraro, Zanini, Nauel, Zanini, Lo Guercio in area, murata la conclusione da Refosco, può ripartire Valdagno in 3 contro 2, Refosco, Crosara in mezzo per Vallortigara, murata la sua conclusione. Pallina quindi esce Carraro ed entra il giovanissimo Enea Muneretto. Come dicevamo, convocato per per le assenze di settimana scorsa a Montebello, autore di un'ottima prova, considerata anche l'età, classe 2010, il 9 dei padroni di casa, e quindi confermato anche questa sera qui contro il Valdagno. Tanto finiscono i 45 secondi, pallina quindi che torna sulle stecche valdagnesi. Entra anche Crisciotti per il Valdagno, al posto di Vallortigara. Valdagno che intanto riparte Montecchio, Nauel, Zanini, Nauel,
Nizzero ruba la pallina a Nauel, però c'è lo Guercio a dare una mano al compagno, quindi pallina che rimane nelle stecche biancoverdi. Poi dopo Munaretto per Zanini, lo Guercio, Munaretto, Nauel, Zanini sbaglia la misura del retropassaggio per il giovane compagno di squadra, quindi rimessa gioco antisportivo, pallina valdagnese, sempre Refosco, anticipato Crisciotti, Nauel, Munaretto, Zanini, Munaretto, sbaglia il passaggio, intercettata la pallina da Nizzero, può ripartire Valdagno, Nizzero, parata di Català, provvidenziale anche in questo caso, aveva la giusta visuale Nizzero per andare al tiro, ci ha pensato Adri Català a togliere le castagne dal fuoco per Montecchio. Ultimi minuti in cui Valdagno è più insistente nelle sue azioni offensive, Montecchio che ci sta mettendo una pezza finora, anche se Valdagno ha avuto qualche bella occasione per provare ad accorciare. Rosara, poi tiro da fuori di Nizzero, murato da Munaretto, cerca di uscire Montecchio con Zanini, Munaretto, Nauel, lo Guercio. Prova il suggerimento per il compagno, intercettato dalla difesa valdagnese. Ripartenza sempre con Refosco a condurre per Valdagno, poi tiro da fuori, murato dallo Guercio. E ripartenza montechese con Nauel, che preferisce tornare indietro dallo Guercio. Esce intanto Nauel, rientra dalla valle. Valdagno che ha recuperato la pallina, un controllo impreciso da parte di Munaretto, insiste allora Busato, prova a inserirsi, attenzione, Refosco, conclusione debole, nessun problema per Català, c'è questa bella occasione per Valdagno, poi viene intercettato il contropiede condotto dallo Guercio, allora può insistere Valdagno sempre con Refosco, la posizione defilata, conclusione deviata, lo Guercio braccato da Crisciotti, Refosco si libera, Refosco deve essere prendere la pallina, servire Crosara, ma viene anticipato prima del tempo, fortunatamente per Montecchio. Riparte allora il Montecchio con Zanini, Munaretto, lo Guercio, Munaretto, dalla valle, Zanini, anche in questa fase vediamo che Montecchio non cerca a tutti i costi la conclusione. Attenzione intanto adesso suggerimento di Zanini per lo Guercio, ma cerca il giusto momento. Consolato in questo anche appunto dal risultato, come dicevamo prima, che al momento dice 4-1 per Montecchio, quindi dà un po' di margine a Montecchio per non strafare. Busato intanto per Valdagno, fermato da Dalla Valle in maniera irregolare secondo il signor Moresco. Quindi quarto fallo di squadra per i padroni di casa, uno solo fino a questo momento, quello compiuto da Valdagno. Tira Busato, insiste Busato, si mette davanti Zanini, poi ancora Refosco, questa è la conclusione, ma non inquadra lo specchio. Crisciotti che pressa lo Guercio,
in maniera irregolare, poi scintille un po' tra i due. Scintille tra i due, ma nulla di esagerato. Può ripartire Munaretto. Attenzione qua, sbaglia Crovadore, Crosara sbaglia la misura della conclusione, anche qui occasione d'oro per Valdagno. Crosara che si è trovato davanti a Catalama. La sua soluzione, la sua conclusione accompagnata è stata troppo alta e non ha inquadrato lo specchio. Intanto ancora fermato Crovadori in ripartenza. Busato, Crosara e Crisciotti. Crosara, conclusione all'esterno della rete. Sarà rimessa in gioco a 2, ma prima time out. Stiamo vedendo come confermato, cioè stiamo vedendo confermato quello che pensavamo nei pronostici, ossia come un po' in tutta la stagione Refosco e Crosara, quelli che ci stanno provando di più per Valdagno in fase offensiva sono sempre stati sicuramente loro quelli un po' da tenere più sott'occhio da parte della difesa montechiese. Dopo i primi minuti in cui Montecchio ha subito messo in chiaro le cose su come doveva andare la partita dal suo punto di vista, abbiamo visto fasi anche magari con ritmi non altissimi, in cui sicuramente Montecchio ha più tentato poi dopo da un certo punto della partita in poi di amministrare il triplo vantaggio, mentre Valdagno sta cercando soprattutto negli ultimi 7-8 minuti, mi verrebbe da dire, in maniera più incisiva di accorciare le distanze. Vedremo se ci riuscirà in quest'ultimo minuto. Ci prova con Busato, durata la conclusione da Dalla Valle, che adesso riparte allo spazio Dalla Valle. Busato riesce a rientrare e a murare a sua volta la conclusione del 3, sfida tra numeri 3, Busato e Dalla Valle, cambio appunto 3. Crosara ancora ci prova ad andare via la difesa montechiese, si allunga troppo la sfera, ancora Busato, conclusione da fuori, Dalla Valle mura e poi fallo ai danni di Munaretto, trattenuta al braccio, al suo danno. Prova a uscire allora Montecchio con Crovadore. E qua fallo fischiato ai danni di Munaretto, con la panchina del Valdagno che chiedeva il cartellino blu. È stato dello stesso avviso signor Moresco. Mancano poco meno di 20 secondi. Vediamo se Valdagno riuscirà a imbastire l'ultima azione offensiva. Busato, blocco di Crisciotti, tenta la conclusione, un po' forse velleitaria, insiste però ancora Torrefosco, ultima conclusione giusto sul gong, conclusione larga. Finisce qui dunque il primo tempo ritmi appunto dicevamo non forsennati, Montecchio che va all'intervallo sul vantaggio di 4-1, noi ci sentiamo tra poco meno di 10 minuti per il secondo tempo di Montecchio Precalcino Valdagno.
Ben ritrovati amiche e amici qua all'inizio del secondo tempo di Montecchio Pregalcino Y Sport Valdagno, prima frazione che si è conclusa sul punteggio di 4-1 per i padroni di casa. Squadra rientrata in campo in questo momento, Montecchio che scende con Nauel, Zanini, Loguercio e Carraro, Valdagno invece in campo con Crosara, Cocco, Vallortigara e Refosco, portieri sempre Checchetto per il Valdagno e Adri Català per il Montecchio Pregalcino. Si parte adesso con la prima pallina di Carraro per Nauel che tenta la conclusione da fuori. Nel frattempo un veloce sguardo ai risultati degli altri campi. Tutte le partite sia del girone A che B si stanno giocando in contemporanea. Trissino Correggio 2-2, Recoaro Saregno 2-2, poi intanto conclusione parata da Català. Roller Bassano Montecchio 1-0 per il Roller, Montecchio Valdagno appunto 4-1, conduce al Palaceccato per 3-0 sul Sandrigo. Per quanto riguarda il girone B, Viareggio Castiglione 0-2, Eboli Sarzana 4-2 per l'Eboli. Attenzione qui intanto di nuovo un altro intervento di Català, Valdagno già sceso in campo con il giusto piglio offensivo, così fa insomma in questi primi 40 secondi del secondo tempo. Dicevo Matera Camaiore 2-0 per il Matera, Follonica Pumas 8-0 per la Pumas, Scandiano Forte dei Marmi 2-4 per il Forte dei Marmi. In questo momento Montecchio, se finisse così, affronterebbe il Camaiore ai playoff, ma tutto appunto è ancora da decidere. Torniamo in campo, c'è una partita da raccontare con Zanini che ha tentato il suggerimento per Nauel, intercettata la pallina, prova allora a ripartire con Vallortigara a Valdagno, anche lui fermato. Pallina che in tutto ciò carambola sulla stecca di Refosco, che la serve a Cocco. Crosara, Cocco chiama lo schema, appena chiamato lo schema, Crosara, Refosco, suggerimento in mezzo accompagnato, alto, chiama palla alta, arbitro il signor Moresco. E quindi pallina per Montecchio, precisamente per Nauel, Carraro, Nauel. Serve l'ariete del Montecchio, sia Loguercio, arbitro poi che tocca la pallina. Il gioco ripartirà quindi dal punto di contatto della pallina con l'arbitro. Zanini, Carraro dietro porta, tenta il suggerimento per Zanini, nulla di fatto. Pallina che rimane a Montecchio con Loguercio che tenta il tiro da fuori, si mola Vallortigara, riparte poi il Valdagno con Cocco fermato da Nauel, non viene fischiato il fallo, poi tiro deviato, Català con un guizzo ci arriva anche qui, attenzione, anche qui altra deviazione che stava rischiando di far carambolare la pallina in rete. Terza occasione già per Valdagno in questo inizio di ripresa, provvidenziale anche l'ultimo che avete visto, intervento di Català, tiro da fuori di nuovo, ci pensa poi Loguercio a togliere la pallina da mattonelle delicate, e torna a scambiare, a fraseggiare e ad amministrare Montecchio con Nauel che prova ad andare via Refosco, poi anche Crosara su di lui, recuperano la pallina in tandem valdagnese. Attenzione adesso a Cocco che cerca la conclusione di Cocco larga, anche qui seguita deviazione, poi retropassaggio per Vallortigara, anticipato però Crosara da Nauel che poi si accentra, serve Carraro, suggerimento in mezzo, riparte sempre Valdagno con Vallortigara che preferisce fermarsi e tornare dietro in cerca di supporto, lo trova in Crosara, poi serve Cocco cerca di mettersi in proprio, fermato
dal tandem Loguercio-Carraro. Torna allora sulla linea di centrocampo Valdagno in cerca di un'idea. De Fosco, Crosara, tenta il tiro da fuori, fermato da Loguercio, poi anticipato Carraro da Cocco. Valdagno che rimane sulla metà campo Montechiese, ancora Cocco, messo giù da Zanini. Tanto esce Crosara ed entra Busato per il Valdagno. De Fosco, Cocco, Murata la conclusione sua da parte di Carraro che prova poi ad andarli via, riesce ad andarli via, poi fischia le evidenti trattenute Moresco. Quindi punizione per Montecchio con Zanini e Nauel sul punto di battuta. Nauel, Loguercio, Carraro, di nuovo Nauel. Nauel prova a mettersi in proprio, salta via, va all'Ortigana, poi dopo gli dice di no Checchetto. Sprint dell'argentino che quando grana la quarta sembra sempre avere quel qualcosa in più. Fa sedere la pallina, poi Carraro la recupera, allora evidentemente Valdagno, sempre con Cocco. L'Ortigara cade a terra, lamenta una trattenuta, non è dello stesso avviso il direttore di gara. Insiste comunque Valdagno con la sua trama offensiva, ancora 20 secondi per concludere l'azione. L'Ortigara fermato, può ripartire il Montecchio con Loguercio, pallina poi che rischiava di rimanere lì alla mercé di Nauel. Fallo poi fischiato ai danni di Carraro, settimo fallo per Montecchio che deve iniziare a guardare anche quell'aspetto della partita. Nel frattempo entra Di Qui Giovanni per Valdagno, autore dell'unica rete di Valdagno fino a questo momento. Ci riprova con la Picadini, fermato da Noel, poi tiro da fuori di Cocco, largo. Ci ha pensato comunque Loguercio a non farlo arrivare a destinazione, poi subisce una spinta evidente da parte di Busato, il numero 7. Batte Català da punizione. C'è poi Nauel che prova a mettersi in proprio, salta Busato, poi dietro per Carraro, di nuovo Checchetto, azione magistrale anche qui di Nauel a servire il compagno. Ci ha pensato l'estremo difensore valdagnese a dir di no, poi di nuovo Valdagno che ci riprova, fischiato fallo ai danni di Vallortigara, di Qui Giovanni, scusate. Rumoreggia il pubblico, ma questo ha deciso l'arbitro. Di Qui Giovanni, Re Fosco sul punto di battuta. Palla che finisce al 24 e torna indietro dal 3, Busato. Cocco tentava, accompagnata dal suggerimento in mezzo, ci ha messo il corpo Zanini, prova a uscire poi Montecchio utilizzando come perno Loguercio. Carraro, Nauel dietro porta.
controporta, Novelli in cerca di uno spazio, in cerca di un compagno, al momento non lo trova, allora va da Carraro che gli restituisce la pallina. Carraro poi preferisce ripartire dal capitano, da Zanini, che salta di qui Giovanni. Suggerimento in mezzo per Nahuel che non riesce a concludere, insiste Zanini che poi viene atterrato da parte di Cocco. Nahuel. Poi suggerimento in mezzo, ma non c'era nessuno, anche perché stavano scadendo i 45 secondi. Può ripartire allora Busato che si vuole verso la porta, serve Refosco. Di nuovo Català con le mani di richiamo. Intervento anche da un punto di vista visivo proprio spettacolare da parte di Català. Poi scaramucce tra di cui Giovanni e Lo Guercio. Riparte Valdagno, finisce l'azione, riparte Montecchio, ritmi adesso che si alzano. Poi Busato che atterra Lo Guercio. Si scambia qualche parola i due. Un po' di bagarre adesso in campo. Vediamo dal replay del nostro Sebastiano Baldissera, che oggi non ho ringraziato, l'intervento di Busato ai danni di Lo Guercio. Sicuramente, almeno mi permetto di dire che sicuramente il fallo c'è stato. Lo Guercio che nel frattempo è uscito dal campo per andare dai sanitari, al suo posto è entrato Dalla Valle. Si asciuga anche il campo. Probabilmente fallo, viene da dire, fallo più di reazione di Busato, che è già da qualche momento che si becca con Lo Guercio. Frattempo Trissino che ha ribaltato il risultato con Correggio e conduce per 3-2, Requaro che conduce 3-2 col Seregno. 1-1 Bassano Montebello, 4-1 qua e 6-0 Tiene Sandrigo. Questo per quanto riguarda il girone A. A breve faremo un aggiornamento anche del girone B. Nel frattempo tiro da fuori di Nahuel. Fa buona guardia Pecchetto. Poi Carraro, Zanini. Quando ormai ci avviciniamo ai 10 minuti dalla ripresa, il risultato invariato, fischiato qua, fallo ai danni di Zanini, che batte subito, cercava la conclusione veloce Dalla Valle, poi fallo fischiato Dalla Valle. Sta succedendo di tutto adesso qui. Di cui Giovanni chiede il rosso per Dalla Valle. Vedremo se riusciremo a vedere il replay. Purtroppo no. Forse riusciamo a recuperare l'azione un qualche secondo prima. Fallo di reazione con la stecca forse di Dalla Valle, non si capisce se volontario o meno, con una steccata ai danni di Refosco.
Cartellino blu confermato, non il rosso come richiesto dalla panchina valdagnese. Partita che si è accesa in quest'ultimo paio di minuti. In questi episodi probabilmente un po' di nervosismo in campo, tanti contrasti tra le parti al limite, quindi poi dopo sappiamo che anche Montecchio ha tra le sue fila magari qualche giocatore un po' più sanguigno. Nel frattempo riparte il gioco quindi con Valdagno che avrà ben 2 minuti di superiorità numerica e un'ottima occasione per cercare di ridurre il passivo. Rosara, Busato, Cocco, tiro da fuori, fa buona guardia Català, insiste Valdagno, Checchetto, Busato, Cocco, Rosara, in mezzo per Di Qui Giovanni, intervento provvidenziale di Zanini a chiudere la porta, tiro in diagonale di Cocco, largo, poi bravo a uscire Montecchio, riesce ad arrivare dietro la porta con Zanini, recupera pallina poi Valdagno, Cocco, Busato, Cocco, Busato, di nuovo la conclusione a rimorchio da parte di Cocco, quello di fatto prova a involarsi Nawel, all'ultimo Busato riesce a metterci una pezza, adesso riparte di nuovo Valdagno con Di Qui Giovanni, cercava poi il suggerimento per Rosara, non riuscito, Nawel in mezzo a 3 riesce a maestrare la pallina, poi la perde. Di Qui Giovanni, Cocco. Cocco, Busato, Rosara. Intercetta la pallina Nawel e può anche egli guadagnare secondi importanti. Quando manca ormai qualche secondo a ristabilire esatto e si ristabilisce la parità numerica con rientro subito di Loguercio in pista. Servito subito Loguercio da Zanini, riesce ad involarsi verso la porta, la serve a Carraro che torna indietro da Nawel. Per quanto riguarda il girone B, Castiglione che attenzione intanto Loguercio che si involava verso la porta, fa buona guardia Checchetto, riparte il Valdagno, fermato Cocco da Carraro. Dicevamo Castiglione che vince contro Viareggio 5-1, Eboli Sarzana 4-2, Eboli Matera 2-0 sul Camaiore, Pumas che convince 11-0 sull'Iren Follonica e Forte dei Marmi che batte Scandiano 5-4. Questi risultati anche del girone B. Rimane quindi come sfidante il Camaiore al momento per Montecchio. Busato intanto, Cocco, Rosara, Cocco si accentra e poi Loguercio. Che prende cartellino blu per Loguercio. Da tempo è uscito Carraro, è entrato Trovadore. Intervento forse blu, intervento che Loguercio si poteva risparmiare. Cartellino blu forse severo, ma questo ha deciso Moresco e a questo bisogna attenersi. Altri 2 minuti quindi di superiorità numerica per Valdagno, col quartetto sempre Di Qui Giovanni, Crosara
Cocco e Busato. Trittico Montechiesi invece composto da Nahuel, Zanini e Crovadore. Attenzione adesso al 2 contro 1, Nahuel. Intervento difensivo perfetto di Cocco, ma poi Nahuel gliela ruba. Ma Cocco prova a servire Crovadore. Di nuovo Cocco a intercettare. E poi viene fischiato fallo a Nahuel. Nono fallo per il Montecchio. Palla Valcari che inizia a diventare una bolgia. Insiste il Valdagno, non riesce però a concretizzare la squadra ospite, allora prova a ripartire il Montecchio con Crovadore fermato da Cocco. Crosara e Busato contro Nahuel. Crosara va da Cianescelli di andare da solo, ma di nuovo Català, di nuovo il porterione spagnolo a salvare Montecchio. Zanini da ultimo uomo, rischioso ma elegante, si disimpegna. Chiama calma Ginestar. Tanto raddoppiato Zanini, è atterrato da Busato. Metri forse non rispettati dal Valdagno, comunque che riparte. Crovadore rientra e ferma l'azione del Valdagno, poi prova a involarsi in solitaria, fermato anch'egli. Di nuovo Valdagno che forse ha affrontato i minuti di power play con troppe emozioni e ha creato relativamente poco. Insiste però Crosara, intercettato il passaggio da parte di Crovadore. Crovadore contro Busato, prova a involarsi in solitaria. Crovadore accompagnato all'uscita. Di nuovo Crosara col caschetto. Català. Entra ristabilita la parità numerica. Attenzione, Crovadore non riesce ad ammaestrare la pallina. Poteva essere un 1 contro il portiere interessante. Nel frattempo dicevo ristabilita la parità numerica con il rientro in campo di Dall'Osto. Dall'Osto per Crovadore, per Nahuel. Zanini. Dall'Osto si deve liberare della pallina, stavano finendo i 45 secondi, la recupera allora Crosara per Valdagno. Valdagno che esce intanto Crosara, rientra Refosco che si è ripreso dal fallo subito qualche minuto fa. Valdagno che nel secondo tempo sta sicuramente conducendo lui i ritmi della partita, ma con forse poca concretezza rispetto a quello che vorrebbe. C'è da dire che Català ha fatto interventi di un certo spessore durante il corso del secondo tempo. Da fuori Cocco ci ha provato per scongiurare i 45 secondi. Fatta allora Montecchio con Crovadore. Dall'Osto che lo serve subito. Crovadore, lo Guercio non è riuscito a controllare la pallina in tempo, ha perso un tempo di gioco, è riuscito a concludere. Insiste però Montecchio con Dall'Osto. Zanini in mezzo per lo Guercio, con l'alza e schiaccia, traversa piena da parte del 7 di Montecchio. Azione, se la pallina fosse entrata sarebbe stato un gol eccezionale. Di nuovo Montecchio con Dall'Osto che però aveva terminato di nuovo i 45. Allora ci riprova Cocco e Refosco a impostare l'azione per Valdagno. Cocco si accentra mentre l'ha accompagnato. Buona guardia Català.
dopo un attimo di stand-by per permettere al portiere valdagnese Checchetto di pulirsi il casco. Quando mancano 8 minuti esatti, circa 7 minuti e 59 alla fine della partita. Il punteggio dice ancora 4-1. Dopo i primi minuti i gol li abbiamo visti tutti nei primi minuti. Attenzione intanto adesso a Vallortigara, rientrato dall'Osto, però a scongiurare il peggio per Montecchio. Poi Zanini serve Trovadore che si allunga la pallina nel controllo. Preparato la pallina allora per Valdagno e Nizzero, poi servito Cocco, ancora Nizzero. Refosco. Nizzero. Vallortigara. Refosco. Tentato il suggerimento in mezzo, non è riuscito a controllare la sfera Vallortigara, poi allora provare a riuscire Montecchio. E qui intervento di Vallortigara ai danni di Loguercio e cartellino blu per il 9 valdagnese. Time out richiesto Montecchio, campo che sarà poi anche da asciugare. Qua intanto guardiamo abbiamo visto il replay dell'intervento che ha dato il là al blu per Vallortigara, e qui qualche replay delle azioni più salienti della giornata odierna. Montecchio che dovrà stringere i denti ed evitare di dare a Valdagno la possibilità di riaprire la partita. Valdagno che dovrà cercare di dare il tutto per tutto, al contrario, per provare a strappare anche un solo punto che potrebbe fare la differenza. Per una trattenuta precedente. Intanto di nuovo Montecchio con Loguercio, tripletta dell'Ogu! Con un alzo e schiaccia Matteo Loguercio, porta Montecchio sul 5-1. Rientro davvero in grande spolvero dell'Ogu, che firma appunto la sua tripletta personale quando mancano 6 minuti esatti alla fine della partita. Tempo uscito Trovadore, è entrato dalla valle. Qua passaggio lungo per Vallortigara, poteva essere anche questa una bella trama offensiva di Valdagno. Fallo poi ai danni di Dall'Osto. Tabellino dei falli che dice di 9-9. Prossimo eventuale fallo di squadra commesso, punizione di prima ai danni della squadra che appunto lo commetterà. Time out qui. Ah no, scusate, 10° fallo. Compiuto da Nauel. Andrà Cocco sul punto di battuta, chiaramente Català sarà colui che proverà a dirgli di no. Cocco gancio contro gancio, gol del Valdagno, gol di Cocco. Che ha trasformato la punizione, riparte il gioco, gol. Attenzione poi Vallortigara, la ruberà Nauel, Català a salvare la partita, ancora abusato. Attenzione adesso
nonostante il poco tempo a disposizione, nell'hockey mai dire mai. Il secondo gol potrebbe essere quello che rivitalizza Valdagno. E allora Cocco ci riprova, deviazione, pallina alta, e qui sì, c'è time out. Nel frattempo la Pumas è già finita la partita, ha vinto 12-1 col Follonica, il Tiene ha vinto 6-0 col Sandrigo. Per il resto risultati invariati, nel senso che chi vinceva prima vince anche ora. L'unica differenza di prima è che mentre prima il Roller stava pareggiando col Montebello, adesso conduce per 4-2 all'area Caneva. Quindi rimane confermato, visto Matera è andato sul 3-0, dovrebbe essere Camaiore la sfidante di Montecchio al playoff. Si riparte con una rimessa in campo. Vallortigara e Busato sul punto di battuta. Valdagno che ci sta provando fino alla fine. Busato viene però fermato da Nauel, che poi serve dall'Osto. Che di nuovo la ridà a Nauel. Nauel poi la dà dall'Osto, leggermente largo forse il passaggio, non riesce ad ammaestrarla dall'Osto, poi dalla Valle, dall'Osto, Nauel, anticipato lo Guercio da Vallortigara per Cocco, poi per Busato, tenta il tiro, palo di Vallortigara, che ha deviato il tiro di Busato, insiste Vallortigara, centrale della sua conclusione, nessun problema per Català. Parte allora Montecchio con parte Cocco per Valdagno, che ha recuperato la pallina dalla Valle, Refosco, Busato, Cocco per Refosco, Busato salta dalla Valle, dopo però è dall'Osto a raddoppiare, a togliere le castagne dal fuoco, dalla Valle Lo Guercio non è assolutamente di fretta e preferisce fermarsi e reimbastire l'azione nella sua metà campo, poi è dalla Valle ad andare dietro porta e a guadagnare tempo per la sua squadra. Poi perde la pallina, può ripartire allora Busato, ultime possibilità, ultime chance per Refosco, Cocco e fallo poi di Busato ai danni di Lo Guercio, rosso per Busato. Era in un'altra parte del campo, non so se non dovremmo essere riusciti, sì. Tirato una stecca allo Guercio, una steccata allo Guercio, come avete visto dal replay, il nostro Seva Baldissera. Quindi ultimi 30 secondi in cui non ci siamo fatti mancare niente qui al Palavacari, quindi si finirà in 3 contro 3 questi ultimi 13 secondi. Parte il gioco in queste fasi conclusive dalla Valle, Lo Guercio
buttato a terra, e adesso è davvero incredibile, tiro di rigore per Montecchio. 30 secondi, abbiamo visto di tutto, davvero di tutto in questi ultimi 30 secondi. E allora adesso, come avete visto anche dal replay, per vento c'era, allora adesso lo Guercio sul punto di battuta